con Andrea Micheletti, assessore del Comune di Adria, per un'iniziativa secondo me importante in questo momento, un momento particolare anche della storia italiana e non solo, anche la storia mondiale, perché a difesa, dice il vostro comunicato stampa, in difesa degli ideali di giustizia e libertà, lunedì 25 gennaio l'amministrazione comunale di Adria, in collaborazione con Amnesty International, installerà in Piazza Bocchi e nelle adiacenze del muro perimetrale della biblioteca comunale una panchina gialla che sarà intitolata al giovane ricercatore Giulio Regeni. Noi sappiamo che voi siete stati in prima linea per quanto riguarda sensibilizzare le persone per verità e giustizia per Regeni. Quanto è importante non dimenticare dopo 5 anni e che passi secondo te sono stati fatti? Allora, sicuramente è importante tenere alta l'attenzione perché come abbiamo visto anche da quello che è successo a Patrick Zaki e da quello che sta succedendo in questi giorni anche sull'evoluzione delle indagini, non è mai finita la lotta, diciamo, per difendere i diritti, soprattutto i diritti umani. In particolar modo se sono i diritti di persone giovani, io mi sento particolarmente coinvolto in queste vicende perché mi riguardano anche in modo anagrafico, diciamo in qualche modo più da vicino. Passi avanti ne sono stati fatti sicuramente, però ancora siamo distanti da capire quali sono state le dinamiche. Come Amnesty ci uniamo alla richiesta di ritiro dell'ambasciatore italiano al Cairo e chiediamo che l'Italia rafforzi gli sforzi nei confronti della magistratura egiziana per sapere e conoscere la verità rispetto a quello che sta accadendo. Ecco, giustamente avete scritto nel comunicato un piccolo segnale per tenere vigili le nostre coscienze. Può servire? Nel senso che i macro movimenti politici possono essere turbati da quello che noi nel nostro piccolo possiamo fare o è un'utopia? Ma secondo me sì, lo dimostrano le grandi battaglie della storia. Adesso non voglio tirare in ballo Martin Luther King o i grandi, ma anche sì, perché poi il mare è fatto di gocce alla fin fine e sono le singole azioni quotidiane di ognuno che incidono sull'andamento delle grandi cose. Alla fine pensiamo anche ai comportamenti relativi all'ambiente, alla sostenibilità. I grandi cambiamenti partono sempre da abitudini, da cambiare piccole abitudini quotidiane, il non arrendersi e non rassegnarsi rispetto a certe tematiche, ognuno nella propria individualità, il non essere indifferenti davanti alla sofferenza degli altri e alla sofferenza del mondo sono segnali che se vissuti con sincerità cambiano il quotidiano delle persone, possono cambiare anche il mondo, secondo me. Ecco, giustamente dici piccoli passi, però i piccoli passi devono essere anche supportati in Italia in particolar modo, da un governo, da una nazione intera. Lo vedi questa partecipazione o potrebbero far molto di più? Secondo me potrebbero fare molto di più, sicuramente come ho detto prima c'è la tematica di ritirare l'ambasciatore italiano dal Cairo, che è un'azione che Amnesty International chiede, il governo italiano l'aveva ritirato, poi l'ha ripristinato in qualche modo. Sicuramente questa è un'azione che può essere importante. E poi il governo deve stringere la morsa con la magistratura del Cairo. Sicuramente è importante l'azione che la famiglia di Giulio e Amnesty ha fatto in questi anni e che stiamo facendo come istituzioni anche e che stanno facendo come istituzioni anche i piccoli comuni. Quindi sicuramente non bastano gli ideali, ma serve anche una stretta, diciamo, dal lato governativo. La pressione serve proprio a questo, serve ad arrivare a costringere o comunque incentivare i governi a prendere delle misure più incisive nei confronti del Cairo, in questo caso dell'Egitto, ma dei paesi che non rispettano i diritti umani in generale. Perfetto, naturalmente la ringraziamo anche per la disponibilità. Ricordiamo che lunedì 25 gennaio ci sarà la scopertura di una targa dedicata in ricordo dell'avvenimento con la partecipazione del sindaco Barbierato, di lei assessore Andrea Micheletti, del responsabile della biblioteca comunale Antonio Giolo e di Giovanni Stefani, che è responsabile del gruppo 215 di Rovigo di Amnesty International. Esatto. Da parte mia il massimo appoggio, anzi vi ringrazio, speriamo che questa piccola goccia possa servire perlomeno per smuovere un po' le coscienze.
Tra l'altro, purtroppo ho visto nel post che avete messo e che io ho condiviso, molte persone criticamente e in maniera scellerata criticavano. Quindi effettivamente c'è molto da fare per educare le persone. Sì, basta che vediamo anche l'odio che c'è in questo periodo nei confronti della senatrice Liliana Segre, insomma. Questo è l'indice di quanto l'odio sia qualcosa che si diffonde velocemente. Al contrario, le azioni per smuovere le coscienze sono molto più difficili, per questo serve l'impegno da parte di tutti, insomma, le istituzioni in primo. Perfetto, la ringrazio. Complimenti anche per aver proposto di fare cittadina onoraria di Adria Liliana Segre, questo qua ve ne fa specie, vi fa onore e grazie della disponibilità. Grazie a te, Leandro. Ciao.